Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi desidero riflettere con voi su un aspetto importante della misericordia, la riconciliazione. Dio non ha mancato di offrire il suo perdono agli uomini. La sua misericordia si fa sentire di generazione in generazione. Spesso riteniamo che i nostri peccati allontanino il Signore da noi. In realtà, peccando, noi ci allontaniamo da Lui, ma Lui, vedendoci nel pericolo, ancora di più ci viene a cercare. Dio non si rassegna mai alla possibilità che una persona rimanga estranea al suo amore, a condizione però di trovare in lei qualche segno di pentimento per il male compiuto. Con le nostre sole forze non ce la facciamo a riconciliarsi con Dio. Il peccato è davvero un'espressione di rifiuto del suo amore, con la conseguenza di rinchiuderci in noi stessi, illudendoci di trovare maggiore libertà e autonomia. Ma lontano da Dio non abbiamo più una meta e da pellegrini in questo mondo diventiamo erranti. Un modo di dire comune è che quando pecchiamo noi voltiamo le spalle a Dio. È proprio così. Il peccatore vede solo se stesso e pretende in questo modo di essere autosufficiente. Perciò il peccato allarga sempre di più la distanza tra noi e Dio. E questa può diventare un baratro. Tuttavia Gesù viene a cercarci come un bravo pastore che non è contento fino a quando non ha ritrovato la pecora perduta, come leggiamo nel Vangelo. Lui ricostruisce il ponte che ci ricongiunge al Padre e ci permette di ritrovare la dignità di figli. Con l'offerta della sua vita ci ha riconciliati col Padre e ci ha donato la vita eterna. Lasciatevi riconciliare con Dio. Lasciatevi riconciliare con Dio. È il grido che l'Apostolo Paolo rivolse ai primi cristiani di Corinto. Oggi con la stessa forza e convinzione vale per tutti noi. Lasciamoci riconciliare con Dio. Questo Giubileo della Misericordia è un tempo di riconciliazione per tutti. Tante persone vorrebbero riconciliarsi con Dio, ma non sanno come fare, o non si sentono degni, o non vogliono ammetterlo nemmeno a se stessi. La comunità cristiana può e deve favorire il ritorno sincero a Dio di quanti sentono la sua nostalgia, soprattutto quanti compiono il ministero della riconciliazione. Sono chiamati ad essere strumenti docili allo Spirito Santo, perché là dove ha abbondato il peccato possa sovrabbondare la misericordia di Dio. Nessuno rimanga lontano da Dio a causa di ostacoli posti dagli uomini. E questo è valido, e questo vale anche, e lo dico sottolineando ai confessori, è valido per loro. Per favore,
non mettere ostacoli alle persone che vogliono riconciliarsi con Dio. Il confessore deve essere un padre, è al posto di Dio Padre. Il confessore deve accogliere le persone che vengono da Lui per riconciliarsi con Dio e aiutarli nel cammino di questa riconciliazione che stanno facendo. È un ministero tanto bello, non è una sala di tortura, né un interrogatorio, no, è il Padre che riceve, Dio Padre, Gesù che riceve e accoglie questa persona e perdona. Lasciamoci riconciliare con Dio, tutti noi. Quest'anno santo sia il tempo favorevole per riscoprire il bisogno della tenerezza e della vicinanza del Padre per ritornare a Lui con tutto il cuore. Fare esperienza della riconciliazione con Dio permette di scoprire la necessità di altre forme di riconciliazione nelle famiglie, nei rapporti interpersonali, nelle comunità ecclesiali, come pure nelle relazioni sociali internazionali. Qualcuno mi diceva i giorni scorsi che nel mondo ci sono più nemici che amici e credo che abbia ragione. Ma no, facciamo ponti di riconciliazione anche fra noi, incominciando dalla stessa famiglia. Quanti fratelli hanno litigato e si sono allontanati soltanto per l'eredità? Ma guarda, questo non va, quest'anno è l'anno della riconciliazione con Dio e fra noi. La riconciliazione infatti è anche al servizio alla pace, al riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, alla solidarietà e all'accoglienza di tutti. Accettiamo dunque l'invito a lasciarci riconciliare con Dio per diventare nuove creature e poter irradiare la sua misericordia in mezzo ai fratelli, in mezzo alla gente. Con gioia do il mio benvenuto ai rappresentanti delle forze armate e delle polizie, provenienti da tante parti del mondo, venuti in pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia. Le forze dell'ordine, militari e polizia, hanno per missione di garantire un ambiente sicuro affinché ogni cittadino possa vivere in pace e serenità. Nelle vostre famiglie, nei vari ambiti in cui operate, siate strumenti di riconciliazione, costruttori di ponti e seminatori di pace. Siete infatti chiamati non solo a prevenire, gestire o porre fine ai conflitti, ma anche a contribuire alla costruzione di un ordine fondato sulla verità, sulla giustizia, sull'amore e sulla libertà, secondo la definizione di pace di San Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris. L'affermazione della pace non è impresa facile, soprattutto a causa della guerra che inaridisce i cuori e accresce violenza e odio. Vi esorto a non scoraggiarvi, proseguite il vostro cammino di fede
e aprite i vostri cuori a Dio Padre misericordioso, che non si stanca mai di perdonarci. Di fronte alle sfide di ogni giorno, fate risplendere la speranza cristiana, che è certezza della vittoria dell'amore sull'odio, della pace sulla guerra. Grazie.